Amici di Fanner, buonasera dal Circolo Sportivo Stella Azzurra, il 19° turno del campionato di Serie A della Lega Calcio 8. In campo due squadre in un momento difficile che cercano il riscatto, Football 8 Roma Nord e NES Calcio 8. Tutto pronto per l'inizio della gara delicatissima che nessuna delle due formazioni oggi può permettersi di sbagliare. Manca solo il fischio del direttore di gara per dare il via, che arriva in questo momento. Dunque si parte col primo pallone giocato dal Football 8 Roma Nord. Tortosa va subito a giocare da Eusepi, il quale va da Martino, la verticalizzazione e poi lo scarico ancora per Eusepi che tenta direttamente il tiro, il primo del match. Non va a buon fine, ci ha provato da distanza a dir poco impossibile Andrea Eusepi. La sua conclusione si è spenta al lato della porta difesa da Roddi. Ancora Football 8 in possesso della sfera con Martino che avanza palla al piede, prova a verticalizzare, si fa vedere Moretti che controlla la sfera, prova a mettere il pallone verso il centro, la botta alta sopra la traversa ancora da parte di Andrea Eusepi. Ha cominciato meglio la squadra di casa, oggi in maglia bianca e nera. Ora il NES prova ad uscire ma perde nuovamente il controllo della palla, allora la possibilità di andare in avanti ancora per il Football 8 con Tortosa che avanza, perde la sfera poi il numero 11 Cosimi, allarga sulla destra, non c'è l'intesa con Palmieri e la sfera sfila in fallo laterale. Football 8 decisamente meglio in questo primo minuto di gioco. Ora arriva anche il primo intervento da parte del direttore di gara per un fallo ai danni del numero 10 Luca Martino del Football 8 Roma Nord. Sarà il primo calcio di punizione del match nella propria metà campo per la squadra di casa. Tortosa verticalizza verso Figura, il quale tocca alla ricerca di un compagno ma non trova nessuno. Gara partita a un ritmo decisamente non alto. Roddi va a lungo il colpo di testa, controlla senza problemi la difesa. Martino, Eusepi scarica ancora su Martino che poi va a lanciare dove c'è il controllo col petto da parte di Luca Martino che prova a mettere dentro col sinistro. Bravo in uscita Merciaro che blocca la sfera, poteva essere una azione pericolosa. Bravo il portiere della squadra ospite. Ora Cosimi scarica sul numero 15 che allarga a destra, si torna dal numero 15 della squadra ospite che avanza, palla al piede, allarga, poi sulla destra, traversone rasoterra, addosso a Roddi che controlla senza problemi e rimette in gioco per Martino. Scambia con Eusepi, avanza palla al piede Martino che poi va da Figura, la cui verticalizzazione a cercare Moretti non va a buon fine. Stanno prendendo le misure le due formazioni. Vediamo quale delle due riuscirà per prima a rendersi seriamente pericolosa. Eusepi scarica all'indietro di testa, c'è Tortosa. Ancora all'interno della propria metà campo scambiano di prima i giocatori del Football 8. Tortosa avanza, palla al piede, poi cerca ancora Eusepi tra le linee. Il capitano del Football 8 manca il controllo. Rimessa laterale per il NES calcio 8. Pallone all'indietro e poi il lancio lungo dalle parti dove c'è solo Tortosa però, il quale può controllare, va via, poi torna indietro, va da Luca Martino che si gira, prova il tiro a giro col destro, tiro conclusione timida. Merciaro controlla che la sfera termini sul fondo e poi va a rimettere in gioco con le mani. Il cambio di gioco non va a buon fine, interviene bene Figura che prova la botta col sinistro ed è il gol dell'1-0 del Football 8 Roma Nord dopo 4 minuti di gioco. Grande conclusione col mancino da parte di Figura che porta dunque in vantaggio la squadra di casa. Un fulmine a ciel sereno per il NES calcio 8, il sinistro di Figura ha fulminato Merciaro che probabilmente non poteva nulla su questa conclusione improvvisa. Ancora Eusepi allontana, Merciaro controlla. 1-0 Football 8 Roma Nord che si era sicuramente mostrato più deciso in questa prima fase ma senza rendersi mai seriamente pericoloso. Figura da distanza importante è riuscito a trovare il gol. Ora Moretti scarica all'indietro, trova
l'intervento di un avversario, però si tratta del numero 11 della squadra ospite che prova ad andare via, rientra sul mancino, non ha sbocchi offensivi, si deve appoggiare su Cosimi che prova la botta col destro, il pallone sfila sul fondo, Roddi sembrava comunque essere sulla traiettoria. Rimette in gioco il portiere del Football 8. Verticalizzazione di Martino, mette giù col petto Moretti che poi scarica su Eusepi, Tortosa ancora da Moretti, manca il controllo il 9, allora ancora Nes calcio a 8 che si trova dunque in una situazione di svantaggio in questo momento. Cosimi sull'attacco di Martino, perde male la sfera qui ma c'è un rimpallo favorevole per il Nes, ancora Football 8 però con il tentativo di 1-2 che non va a buon fine, poi si combatte in mezzo al campo, un po' di confusione, alla fine ha la meglio Bugiani che gioca con un compagno, si trova nei pressi della propria bandierina, va ancora da Bugiani che alza questo pallone cercando di imbeccare un compagno sulla destra, ci mette una pezza Tortosa, poi Borrelli calcia addosso proprio all'avversario, si trattava del numero 2 Palmieri e dunque rimessa laterale per il Football 8. Eusepi riesce bene a servire un compagno, poi figura, vede e premia la sovrapposizione di Martino che va via sulla destra, ci prova con lo stesso piede, la sua conclusione termina di poco alta sopra la traversa, buono il tentativo da parte del numero 2 del Football 8. Palmieri avanza palla al piede, cerca l'1-2 con un compagno, c'è invece lo scarico all'indietro, male il controllo di Bugiani, allora interviene Figura che poi va da Moretti, campo aperto per Moretti che può puntare l'avversario, poi scambia proprio con Figura, ancora Moretti, il tocco col tacco, Eusepi elude l'arrivo di un compagno, prova a penetrare ancora centralmente il Football 8, non trovano sbocchi però gli uomini in maglia bianca. Eusepi prova ad alzare questo pallone, ci mette la testa un difensore, pallone che però rimane lì, buono per Luca Martino, anzi era Figura che calcia verso il centro, non c'è nessuno però pronto a correggere in rete, allora possibilità di andare per il Nes, sbaglia i tempi del passaggio Bugiani e dunque nulla di fatto, poteva essere una buona opportunità questo contropiede, qui il tocco sbagliato di Tortosa che regala la rimessa laterale agli avversari, scivolone da parte di un membro della panchina, rimessa laterale battuta in questo momento, lo scarico a favorire Cosimi che prova ad andare via, attaccato però da un avversario, è costretto a scaricare, ancora centralmente Bugiani prova a muoversi in mezzo a due avversari, riesce a cavarsela, poi scarica ancora per il 13 che trova il cambio di gioco dall'altra parte, il pallone di prima verso il centro, Roddi interviene con un pugno in lontana, Eusepi prova a verticalizzare ma ancora Ness in possesso del pallone col numero 11 che va via, pallone sfera sul mancino, può provare la botta, rientra ancora sul destro, viene atterrato, per il direttore di gara non c'è nulla, possibilità di contropiede per il Football 8, Tortosa va via ad un avversario, poi tocca per Eusepi, pallone in profondità, fondamentale l'intervento da parte di Sacchi, poi la botta col destro da parte di Eusepi che termina alta, si sta accendendo il match dopo 8 minuti di gioco qui alla Stella Azzurra. Può diventare molto intensa ora la gara. De Paulis gioca su Bugiani che scarica l'indietro per un compagno, la verticalizzazione con l'anticipo di Borrelli che poi va in profondità da Figura, va sul mancino il 7, tocca centralmente per Moretti che ha la possibilità di girarsi e di calciare, conclusione respinta che termina di poco sul fondo, buona iniziativa da parte del numero 9. Corner in favore del Football 8, sul punto di battuta c'è Figura, pallone alto sul secondo palo per Martino che prova a colpire, colpisce male però, fuori misura la conclusione da parte del numero 2 del Football 8 in vantaggio per 1-0, Borrelli controlla qui col petto, va centralmente da Andrea Eusepi in verticale ancora a trovare Moretti il cui tentativo di chiusura dell'1-2 non riesce, Palmieri può avanzare sulla destra per il Nes, mette il pallone verso il centro, sfera sul secondo palo, prova a tenerla in gioco ma non ci riesce Cosimi e dunque rimessa laterale per il Football 8, buono lo scambio sulla destra, non riesce a tenere il pallone in campo però Martino,
allora possibilità per Bugiani di avanzare centralmente, si fa vedere sulla destra e viene servito in questo momento Sacchi che torna centralmente dal 15. Tentativo di verticalizzazione intercettato, Moretti copre la sfera, un rimpallo favorisce però l'avanzata sulla sinistra da parte di Luca Martino che prova a mettere questo pallone all'indietro, manca l'intervento il difensore, poi Figura non riesce a concretizzare l'azione e dà agli uomini in maglia rossa la possibilità di sporgersi nella metà campo avversaria, pallone verso il centro, è libero il numero 10 che col tocco sotto prova a far fuori Roddi che risponde alla grande. Martino, Figura, alza la sfera, il tocco di testa da parte di Sacchi che non commette fallo, si può giocare, Sacchi prova il diagonale, conclusione ciabattata. Va a protestare Tortosa che riteneva di essere stato trattenuto, per il direttore di gara è stato tutto regolare, poteva costare cara questa ingenuità da parte di Tortosa. Roddi, lungo con le mani, Figura mette giù, attaccato poi da un avversario, commette fallo il numero 7 che ha qualcosa da dire al direttore di gara. Sarà calcio di punizione per il Nes, battuto corto su Bugiani che torna all'indietro da Sacchi, si va a vedere centralmente, viene servito il numero 11 Trevisani. Ancora Cosimi, il tentativo di cambiare gioco, no? Poi Trevisani vince un rimpallo, fortunatamente va via ad un avversario, rientra ancora sul destro, tiro timido, Roddi ci mette una pezza, ma poi arriva la conclusione vincente da parte di Palmieri che fa 1-1 per il Nes Calciotto, azione confusa con Roddi che ha avuto la visuale chiusa anche da un compagno e dunque 1-1 dopo 12 minuti di gioco. 1-1 ed equilibrio ripristinato alla Stella Azzurra tra Football8 Roma Nord e Nes Calcio 8. Hanno mostrato le difese di non essere impenetrabili finora, già lo sapevamo. Attenzione al pallone dentro, il colpo di testa di Moretti si spegne di poco sul fondo. Merciaro ha rimesso in gioco, Bugiani allarga sulla sinistra per un compagno, riceve ancora il 15, trova bene sulla sinistra Trevisani, il quale va via ancora ad un avversario, ha la possibilità di calciare col mancino, Roddi respinge in corner, sta salendo in cattedra il numero 11 del Nes Calcio 8. Bugiani riceve pallone da corner, prova a mettere in mezzo, c'è un colpo di testa da allontanare, poi la conclusione col mancino da parte di Sacchi, abbondantemente lontana dalla porta di Roddi. Tortosa, Borrelli, tocco per Tortosa che poi verticalizza su Luca Martino che ha la possibilità di andare, Moretti scarica ma capisce tutto Bugiani che ci mette una pezza, rimedia e va a ricevere il pallone per reimpostare Trevisani, scusate, il capitano del Nes Calcio 8 che ora perde malamente la sfera, non compromette però l'azione dei suoi compagni che possono ora ripartire, cambio di gioco, ci mette la testa Martino in anticipo su Cosimi che comunque ringrazia il compagno. De Paulis gioca ancora su Cosimi, centralmente per Palmieri che gioca ancora su Bugiani. Cosimi chiuso da due avversari, torna all'indietro da Merciaro che allarga il gioco sulla destra, scarico proprio per il numero 1 che sbaglia il rinvio, ne poteva approfittare Andrea Eusepi, la cui conclusione però col mancino era anche scordinato, ha tirato alto. Ancora Eusepi va all'attacco di Trevisani che però se la sta cavando egregiamente in mezzo al campo. De Paulis, pallone in avanti, il colpo di testa non trova un compagno di Alcini, poi Palmieri sull'out di destra scarica per Sacchi, il tocco con le mani da parte di Luca Martino, sarà calcio di punizione per il Nes Calcio a 8. Battuto corto, riparte da dietro il possesso con De Paulis che verticalizza, poi ancora non si intendono Bugiani e Alcini. Buona l'iniziativa comunque da parte del 15 mentre viene chiamato un time out. Può riprendere il gioco alla Stella Azzurra, si deve riprendere con la rimessa in gioco con le mani da parte di Manuel Roddi
per il Footballate Roma Nord, che si era portato in vantaggio ma poi è stato raggiunto dal gol di Palmieri. Va via Tortosa sulla sinistra, non c'è spazio, deve tornare all'indietro da Eusepi, che torna ancora da Tortosa, poi sbaglia il tocco in verticale, interviene Sacchi che perde la sfera però nel tentativo di incursione solitaria. Rimpallo che favorisce il Footballate Roma Nord, che potrà battere questa rimessa laterale. Sbagliato però il tocco di ritorno, e allora la rimessa sarà ora per il Nes calcio a 8, già battuta col pallone centrale per Bugiani, che allarga su Cosimi, poi De Paulis torna dal 7, scarica nuovamente su Bugiani, su De Paulis, scusate. Attenzione, perde per un attimo il controllo, poi riesce a servire Bugiani che scarica su Marciaro, non se la sente di rischiare il passaggio, sbaglia però il rilancio mettendo in movimento gli avversari, con Moretti che copre la sfera, sfala alla porta, prova a calciare, conclusione respinta. Poi il tocco di Cosimi non è granché, allora può andare ancora nella metà campo avversaria il Footballate con Natalucci che scambia con un compagno, poi ancora la verticalizzazione, si chiude l'1-2, il pallone dentro di Martino. Marciaro ancora ci mette una pezza col petto in anticipo, Borrielli impetuoso, sbaglia poi però il tocco per Tortosa, si scivola nei pressi della linea del fallo laterale, l'abbiamo già visto, stava per scivolare, anzi è scivolato anche un calciatore del Nes. Ora fallo ai danni di Tortosa, chiede scusa a Lorenzo Trevisani, sarà calcio di punizione per il Footballate Roma Nord. 16 minuti di gioco alla Stella Azzurra, 1-1 il parziale tra Footballate Roma Nord e Nes calcio a 8. Natalucci, pallone orizzontale per Tortosa che riesce a verticalizzare per Martino, la possibilità di andare in due, il tiro a giro ed è un gran gol da parte di Martino, che ha cambiato posizione da pochi minuti e la scelta del suo allenatore si è rivelata vincente, perché proprio un gol di Martino riporta in vantaggio il Footballate Roma Nord al 17esimo. Stava giocando basso a destra, con l'ingresso di Natalucci è andato a fare l'esterno alto a sinistra, scelta vincente, 2-1 per il Footballate che si riporta in vantaggio. Natalucci, pallone centrale per Eusepi che gioca con Tortosa, va via Tortosa sull'out di sinistra, poi in qualche modo riesce a mettere in movimento Martino che in mezzo a due avversari va a terra, tutto regolare per il direttore di gara, si continua a giocare Sacchi e Martino a lottare sulla sfera, poi lo scarico del 5 del Nes, attenzione, rischia nel possesso Trevisani, che guadagna un calcio di punizione per i suoi. Ha qualcosa da dire al direttore di gara che non ha concesso il vantaggio. Si è preso anche un cartellino giallo per proteste. Lorenzo Travaglini, qualche parola di troppo da parte sua. Al rinvio Marciaro che va a lungo su Alcini, il cui tocco non riesce però ad arrivare nei pressi del compagno. Allora verticalizzazione con l'anticipo da parte di Sacchi, poi figura a combattere sulla sfera, non riesce a guadagnare la rimessa laterale che sarà per il Nes calcio a 8. Va a batterla Palmieri, autore del gol della squadra ospite, in verticale per Alcini che controlla ma è accerchiato da due avversari, va giù senza essere stato spinto ad avviso del direttore di gara. Ancora proteste e allora l'arbitro estrae un altro cartellino giallo, stavolta per Alcini, secondo ammonito per protesta dopo Trevisani nelle file del Nes calcio 8. Laterale in favore del Footballate con Tortosa che batte in questo momento in verticale per Martino, Tortosa ancora all'indietro di testa per Borrelli, mette giù ora l'11 che poi scarica per il difensore centrale, il cui tocco in profondità non va a buon fine perché c'è l'anticipo da parte di Trevisani, toccato duro da Figura, sarà calcio di punizione. Battuto corto
con Bugiani che controlla la sfera, però è tutto nella propria metà campo il Footballate, e allora si deve ricominciare da De Paulis che cerca uno sbocco offensivo, decide di andare dall'altra parte per Sacchi che controlla e verticalizza, si fa vedere ancora il solito Trevisani attaccato da Tortosa, perde la sfera, poi De Paulis in verticale sul numero 7 Cosimi che rientra e deve scaricare su Marciaro perché si è chiuso il Footballate. Verticalizzazione, il colpo di testa di Tortosa verso il centro, Cosimi arriva prima di Eusepi, lo punta, non va nell'1 contro 1, poi scarica per Sacchi che arrivava da destra, pallone in profondità, non c'è nessuno, poteva arrivarci pericolosamente il numero 9 Cavalli. Sarà calcio d'angolo per il Nes calcio 8 con Cavalli sul punto di battuta, gioca corto su Cosimi, ancora per Cavalli che va sul destro, prova a metterla dentro, il colpo ad allontanare, poi ancora Cavalli e Natalucci respinge nuovamente in corner, prova a pressare alla ricerca del pareggio il Nes, pallone sul secondo palo, il colpo di testa cercato da Sacchi su un pallone sicuramente non troppo preciso, nulla di fatto, rimessa laterale in favore del Footballate con Tortosa che si alza la sfera e calcia, ancora Tortosa in anticipo, centralmente per Moretti che prova a servire figura, fa buona guardia la difesa, poi prova ad andare via Cosimi, vince un rimpallo, riesce a servire Palmieri che arrivava sulla destra, ancora Tortosa sul numero 2, tutto regolare per il direttore di gara, si continua a giocare, il 2 del Ness a terra, va via bene Martino sulla sinistra, dall'altra parte c'è Figura che viene servito, Figura non può sbagliare e non sbaglia, il secondo gol di Figura in questa partita, il terzo del Footballate Roma Nord. L'assist è di Martino che nella nuova posizione di esterno alto a sinistra ci sta rivelando letale. 3-1 per il Footballate Roma Nord. Azione nata da un intervento dubbio di Tortosa ai danni di Palmieri che si sta rialzando solo in questo momento. (3-1) per il Footballate Roma Nord, 22 i minuti sul cronometro. Il doppio vantaggio è una buona notizia per gli uomini guidati in campo dall'anima di Andrea Eusepi. Attenzione ancora a Trevisani che prova ad andare centralmente, toccato duro da un avversario, calcio di punizione per il Nes calcio 8. Certo, Eusepi e compagni si sono dimostrati una squadra con una difesa un po' ballerina, se così si può definire, una retroguardia che ha subito 58 gol, finora 59 con quello di Palmieri. Sicuramente dovranno stare attenti a mantenere questo doppio vantaggio. Calcio di punizione ora. Cosimi e Trevisani sul punto di battuta. 3 in barriera per Roddi, area folta di uomini. Va Cosimi col destro, la botta! Roddi ci mette i piedi e mette in fallo laterale. Sarà la rimessa laterale per il Nes. Pallone verso il centro, un cross praticamente. C'è un fallo in attacco però da parte di un calciatore del Nes. Si tratta proprio di Trevisani, scusate, che era già ammonito. Incredibile, secondo giallo per protesta, no, non era stato ammonito in precedenza. Il numero 11 che viene ora ammonito. Era stato solo richiamato. Dunque al secondo richiamo il direttore di gara ha estratto il giallo per il capitano del Nes calcio a 8. Pallone in avanti per Moretti che prova a metterci la testa. Controlla Merciaro. Si va in verticale, attenzione, ancora Trevisani. Verticalizza sull'out di destra, pallone verso il centro, scivola, però l'autore del cross
E dunque ancora Football 8 in possesso della sfera, la verticalizzazione, poi il tocco per Figura che allarga il gioco dall'altra parte, dove si fa vedere Natalucci che controlla, poi sbaglia il tocco, prova a rimediare il 15, ma arriva il fischio del direttore di gara, finisce il primo tempo 3-1 per il Football 8 Roma Nord sul NES Calcio a 8. Tutto pronto per la seconda frazione di gara qui alla Stella Azzurra. 3-1 il parziale tra Football 8 Roma Nord e NES Calcio 8, primo pallone giocato dagli ospiti in questo secondo tempo. Il gol di Palmieri li aveva riportati sulla parità dopo l'iniziale vantaggio del Football 8 firmato Figura, poi ci hanno pensato Martino e lo stesso Figura a dare il doppio vantaggio alla squadra di casa. Vediamo quanto saranno capaci di amministrarlo questo doppio vantaggio i ragazzi del Football 8. Il NES prova ad andare in avanti con il cross da parte del numero 8, respinto in fallo laterale. Va a battere proprio lui la rimessa. Gioca su Cavalli, il cui tentativo di incursione viene chiuso da Natalucci in fallo laterale. Rimessa con le mani battute all'indietro. Sacchi. Prova a scambiare con un compagno. Si trattava di Bugiani, non si chiude l'1-2. Rimessa laterale. Per il Football 8, pallone in verticale, Moretti mette giù col petto, poi prova a ricevere, controlla con la testa, calcia, guadagna un calcio d'angolo, il primo di questo secondo tempo in favore del Football 8 Roma Nord, ricordiamolo in vantaggio per 3-1. Sul punto di battuta c'è Figura che alza il pallone sul secondo palo, il colpo di testa tentato da Moretti. Si riprenderà con una rimessa dal fondo in favore di Roddi, che gioca su Trevisani. All'indietro per Sacchi. Merciaro non se la sente di rischiare e allontana l'anticipo di testa di Borrelli. Poi mette giù Moretti, che prova ad andare via il suo diretto avversario, gli calcia addosso. E lui però l'ultimo a toccare. Rimessa laterale in favore del NES Calcio a 8. Va a batterla De Paulis verso Bugiani che allontana ancora Borrelli di testa. Poi Figura sulla linea del fallo laterale, riesce a tenere il pallone in gioco. Scarica su Eusepi che poi va da Borrelli. Sbagliato il tocco a cercare Natalucci, è il numero 8 che prova a calciare, colpisce il palo, poi un'altra conclusione da parte di Cosmi che termina alta sopra la traversa, vicino al secondo gol il NES Calcio 8. Ci ha provato, attenzione ancora a Roddi che rischia tantissimo, poi il pallone in verticale, sfera che rimane lì, e il tapin vincente da parte di Moretti. Dopo aver rischiato di accorciare il vantaggio, si porta sul triplo vantaggio ora il Football 8 Roma Nord. Male la difesa del NES e Moretti punisce col gol del 4-1. Trevisani. Pallone in verticale. Poi ancora Bugiani. Prova ad andare via. Bravo a recuperare Natalucci. Poi il lancio ad evitare rischi senza fronzoli. Sacchi. Verticalizza per l'altro Trevisani. Poi Cavalli attaccato, perde il controllo della sfera. Luca Martino in difficoltà, se la cava vincendo anche un rimpallo. Serve Figura che riesce a mettere in movimento sull'out di destra Martino, il pallone era sotterra verso il centro. Non c'è l'intesa con Moretti, interviene Sacchi che può rimettere in gioco, spinto platealmente da dietro Cosimi che guadagna un calcio di punizione, batte veloce su Trevisani che prova ad andare via defilandosi sulla sinistra, tenta la conclusione col diagonale. Roddi controlla la sfera a uscire sul fondo. Poi proprio l'uno del Football 8 in verticale verso Luca Martino che trova centralmente Moretti. Lo scarico non è ottimo per Eusepi e allora il numero 5 è costretto a rimediare con un fallo puramente tattico che viene
punito dal direttore di gara con un cartellino giallo. Sul cronometro di questo secondo tempo, calcio di punizione in favore del Nes Calcio 8. Bugiani batte corto su De Paulis che cerca un compagno sulla sinistra, tutto chiuso il Football 8, riesce però a servirsi tra le linee, non va a buon fine l'1-2, poteva essere una buona iniziativa. Borrelli ha fatto buona guardia, va a verticalizzare verso Moretti, anticipato, sfera che termina tra le braccia di Merciaro che rimette in gioco ancora sulla sinistra per De Paulis, non ha sbocchi, trova centralmente Cosimi che è costretto ad allargare il gioco sulla destra dove c'è Sacchi che controlla e va ancora da Cosimi, si torna da De Paulis che avanza, palla al piede, poi all'indietro per Sacchi, la verticalizzazione per Trevisani che va via al limite dell'area, non c'è nulla per il direttore di gara, si può giocare. Moretti defilato sull'out di sinistra, prova a rientrare, interviene su di lui ancora Trevisani, questa volta arriva il fischio dell'arbitro, deve stare attento con le proteste il capitano del Nes che è stato già ammonito proprio per le parole di troppo pronunciate verso il direttore di gara. Non abbassano il tono delle proteste sui compagni, si riprenderà con un calcio di punizione battuto veloce su Eusepi che può provare la botta e trova un gol fantastico. Andrea Eusepi, il 5-1 del Football 8 Roma Nord, ha segnato l'anima di questa squadra. Andrea Eusepi e tutti vanno giustamente a congratularsi con lui, un gol fantastico. Può dilagare ora il Football 8, vediamo se il Nes riuscirà a uscire. Eusepi recupera ancora la sfera, Martino verso Moretti che va via da un avversario per provare a scaricare, riceve un pestone, sarà calcio di punizione per il Football 8. Figura Borrelli e Natalucci, va figura col mancino, i pugni di Merciaro che poi non riesce a tenerla in campo, sarà calcio d'angolo. Corner per il Football 8. Sul punto di battuta c'è Martino che gioca corto, scambia con Eusepi, prova direttamente a cercare la porta, pallone che resta in campo, buono per Alcini che prova a girarsi, serve Cosimi che riceve al limite dell'area, tenta il destro, abbondantemente al lato. Figura Natalucci per Borrelli, possesso rischioso nella propria area, poi Martino prova ad andare via, viene fermato, c'è un fallo da parte del direttore di gara con Cosimi che evidentemente si lamenta per la non concessione della regola del vantaggio e intanto viene anche chiamato un time out, ci sembra di aver capito, sì, time out. Può riprendere il gioco dopo il time out, la barriera di 2 uomini per Manuel Roddi, sono in 3 per il Nes Calcio 8 sul punto di battuta, vediamo chi proverà la botta, si allontana ora Lorenzo Trevisani, l'altro Trevisani anche, sarà dunque Cosimi a tentare o la conclusione o il passaggio verso un compagno.
Cosimi prova la botta, si oppone Borrelli ed è provvidenziale il suo intervento, mette in corner il 4. Rimessa laterale, battuta lunga, poi pallone sfila sul secondo palo, lo lascia uscire. Tortosa che si prende la rimessa laterale, va a batterla verso Martino che può andare via, gioca centralmente con Luca Martino, poi il fallo è di Dario Martino. Calcio di punizione per il Nes, battuto. Stefano Trevisani scarica su Sacchi che trova centralmente Cosimi, all'indietro ricomincia da De Paulis che gioca con un compagno, poi dal cambio di gioco a favorire Sacchi che trova Stefano Trevisani. La sua conclusione impensierisce Roddi che si distende con una grande parata, mette in corner. Pallone dentro. L'anticipo sarà ancora calcio d'angolo per il Nes Calcio 8. Bugiani all'indietro, il velo di Stefano Trevisani, c'è Cosimi, non ha sbocchi, gioca con De Paulis che cambia gioco dall'altra parte, Alcini sbaglia il tocco, recupera ancora Stefano Trevisani che prova un'altra conclusione col destro, meno fortunata della precedente. Roddi deve solo controllare che il pallone termini alto sopra la traversa in questa occasione. Nessun brivido per la sua porta. Poi perde male la sfera il Football 8. Possesso ancora per il Nes. Fallo, calcio di punizione, battuto corto. Si ricomincia da Merciaro che tocca su Sacchi. Pallone in verticale dall'altra parte per Trevisani, attaccato da Tortosa, guadagna una rimessa laterale il numero 8 del Nes, la va a battere Bugiani che scambia con Alcini, ancora Bugiani attaccato da 2, ottiene la rimessa laterale, sarà proprio lui a batterla, lunga la battuta verso Trevisani che prova a rientrare, poi il tocco da parte di Eusepi, l'ultimo tocco è però di un calciatore del Nes, dunque rimessa dal fondo per Roddi, Tortosa, verticalizzazione a cercare Andrea Eusepi che non aggancia come avrebbe voluto, allora ancora il 5, commette un fallo nel tentativo di recuperare il pallone, calcio di punizione in favore del Nes con Alcini che alza la sfera per servire Bugiani, controlla, punta Tortosa, mette bene questo pallone col destro, non c'è nessuno però dentro e Natalucci allontana in fallo laterale. Cavalli a battere, no scusate Bugiani, il tocco di Alcini nel tentativo di chiudere l'1-2 è da dimenticare. Riprende dal fondo Roddi. Natalucci per Figura, a campo il 7, può avanzare, poi il tocco ancora, tentativo di 1-2 che non riesce, Figura va però a riconquistarsi la sfera, attaccato, la perde, c'è Eusepi a rimediare, Martino allarga sulla sinistra, subisce però un tocco duro da parte di un avversario, sarà calcio di punizione per il Football 8. Calcio di punizione dunque per il Football 8 Roma Nord in vantaggio per 5-1 sul Nes Calcio 8. Sul punto di battuta Martino e Borrelli. Va Borrelli. Pallone che non gira abbastanza e non si abbassa a sufficienza. Da dimenticare il tentativo di Borrelli
Ness che può ripartire, il tacco di Trevisani, non trova un compagno. Allora Natalucci prova addirittura la conclusione da lontanissimo, sfera abbondantemente alta. Figura in anticipo di testa, poi ancora un colpo di testa con Natalucci che gioca sulla destra per Figura. Viene centralmente da Eusepi che non ha fretta e allora scarica su Natalucci. Il cambio di gioco per Tortosa che controlla, è attaccato da un avversario, torna all'indietro da Borrelli, il quale alza nuovamente la sfera verso Figura che colpisce di testa. Va da Luca Martino che ha la possibilità di girarsi, rinviene su di lui Lorenzo Trevisani che recupera la sfera e può permettere ai suoi di dar vita a un altro possesso. Il Ness ora ha il compito di provare con orgoglio a chiudere questa gara. Trevisani ci prova col mancino, Roddi blocca senza problemi e va ad allontanare lungo verso Martino che prova un aggancio dal coefficiente di difficoltà notevolmente alto. Nulla di fatto per gli uomini in maglia bianca che possono comunque controllare con 4 reti di vantaggio. Attenzione ora al 14 del Ness che viene fermato, però ancora Borrelli, va via Borrelli da solo, allarga poi sulla sinistra per Martino che rimette dentro, si distende Merciaro che riesce a chiudere anche dal possibile arrivo sul secondo palo di Luca Martino. Poi Eusepi riconquista la sfera, pallone in verticale, manca il controllo Borrelli, pallone che termina sul fondo. Sta anche sprecando ora il Football 8. Ancora in anticipo Luca Borrelli, poi il tocco a servire Martino, si sovrappone il 4, Martino invece va a centrale per Luca Martino. Eusepi scarica per Tortosa che arriva e serve Figura, vuole l'1-2 Figura, lo ottiene, ha la pallone sul mancino, prova la botta, la parata o almeno il tentativo di parata da parte di Merciaro non riesce, Figura trova la sua tripletta personale e il gol del 6-1 per il Football 8 Roma Nord che ora dilaga a 8 minuti dalla fine. Ci prova addirittura dal cerchio di centrocampo Alcini, conclusione comoda per Roddi che controlla senza problemi, poi Natalucci va via da un avversario toccato duro, sarà calcio di punizione. Sei a 1 per il Football 8 Roma Nord. Figura e Natalucci sul punto di battuta, sarà uno dei due a battere. Merciaro predispone la barriera, parte Natalucci col destro. Conclusione abbondantemente alta. Attenzione al tentativo di tiro da distanza notevole, si oppone una maglia bianca, poi ancora Sacchi può ricominciare. Saranno 7 minuti difficili per il Nest. Attenzione al pallone recuperato ancora e il gol del 7-1 del Football 8 Roma Nord. Rimane a terra l'autore del gol, si tratta di Moretti, no scusate, Luca Martino trova il gol del 7-1 per il Football 8 Roma Nord. Nei giocatori
nel volto dei calciatori del NES Calcio a 8 c'è sicuramente tutta la delusione e l'amarezza per un risultato pesante che trova però legittimazione per quanto visto in campo. Un NES pericoloso veramente poco per impensierire a sufficienza il Football 8. Ora Trevisani prova ad andare via libera il diagonale. Buona la conclusione da parte di Trevisani, ma non trova ancora la porta, l'unico che ha provato a impensierire gli avversari. Figura il tacco di Martino, non riesce a servire Tortosa, che poi ci mette un piede per allontanare in fallo laterale. Rimessa battuta verso il 14, controlla spola la porta e poi scarica su Sacchi. Pallone centrale pericoloso, Merciaro allontana. Borrelli non riesce ad anticipare l'avversario, commette anche un fallo ai danni di Alcini. Sul punto di battuta il numero 10 Alcini, ma anche Lorenzo Trevisani. Dall'ok il direttore di gara, parte Alcini verso la porta, alto il suo tentativo, difficile commentare in questo momento una partita su questo risultato. Pallone ancora in verticale, c'è un intervento però da parte di Trevisani, eccesso di nervosismo, l'arbitro non ci pensa due volte ed espelle il capitano del NES Calcio a 8 a 3 minuti dalla fine. Gara che ha poco da offrire da ormai qualche minuto. Eusepi e Martino ora sul punto di battuta, andrà con ogni presumibilità il capitano, infatti è lui che parte, ci mette la mano Merciaro, mette in corner. Un minuto di recupero da parte del direttore di gara, segnalato ora dal direttore di gara, scusate. Angolo battuto all'indietro verso Tortosa che mette giù, allarga per Natalucci che sbaglia il tocco, può andare Stefano Trevisani, largo sull'out di sinistra, vuole l'1 contro 1 con Natalucci, poi scarica l'indietro per il 14 che apre sulla sinistra per un compagno. C'è un tocco di mani proprio da parte di Alcini, però è calcio di punizione. Attenzione perché ora andranno a protestare, potrebbe partire qualche altro cartellino. Natalucci ammette di essere stato lui a toccare con le mani, sarà calcio di punizione per il NES dunque. Si era innervosito Alcini e Natalucci, che in questo momento ha decisamente poco da perdere dato il risultato, a un minuto dalla fine, anzi a pochi secondi dalla fine, ha ammesso di aver toccato con le mani. Va Trevisani, la botta, pallone largo. Martino, toccato duro, arriva ora il fischio del direttore di gara, calcio di punizione.
Punizione battuta corta. Ultime battute di questa gara con il Football in possesso della sfera. Ancora Eusepi, avanza, va in verticale a cercare Martino che si gira, calcia. Para Merciaro che poi allontana. Serve il collega dall'altra parte del campo, Roddi, che controlla senza problemi la sfera, rimette in gioco. Ancora Eusepi, verticalizza lo scarico, poi cambia gioco di prima col mancino. Manca il controllo la Tanucci e arriva il triplice fischio da parte del direttore di gara. Finisce 7-1 per il Football 8 Roma Nord, che veniva da ben 6 sconfitte nelle ultime 8 gare. Riesce, o quantomeno prova a riprendersi la squadra guidata da Andrea Eusepi al centro del campo, mentre per il Nest Calciotto è la 7ª sconfitta consecutiva.